Eccoci qua, bentornati nella mia cucina. Oggi vi porto in Sicilia, nella mia terra, per fare ciò che viene definito il re della pasticceria siciliana, ovvero il cannolo, che può essere chiamato ucannolo o ucannolo, poi dipende dalla zona della Sicilia. Io innanzitutto voglio ringraziare chi ci dà la possibilità di collaborare con loro, ovvero il Sicilia.it, che è una testata giornalistica siciliana, che ci ha dato anche la possibilità di curare la loro rubrica, il Sicilia Gourmet. Noi partiamo subito con tutti gli ingredienti e poi vi svelerò tutti i segreti. Ciao! Quindi amici, tuffiamoci subito in questa ricetta. Iniziamo subito con la scorza del cannolo, che viene definita così, la chiamiamo a scoccia, ok? Iniziamo subito. Io già ho messo la farina, ho messo l'acqua, ho messo lo zucchero e ho messo lo strutto. Adesso iniziamo con l'uovo. Iniziamo con uno dei due liquidi che ci sono all'interno. Io ho scelto anche di inserire l'aceto, si può anche omettere, in molte ricette non c'è. E iniziamo a impastare. Quindi impastate, cominciate, inserite la parte di aceto. Io ho scelto un aceto di vino rosso, potete anche usare un aceto bianco. Le aromatizzazioni e il sale, abbiamo il caffè in polvere, pochissimo, abbiamo la cannella anch'essa molto poca, il cacao e il sale, come ho detto prima. E cominciate a impastare. Dunque, dopo mezz'oretta di riposo, tagliate l'impasto a metà, una metà la potete mettere da parte. L'impasto è bello allungabile, morbido, lo stendete circa 2-3 mm e lo coppate. I tre coppa pasta li trovate qua davanti a voi. Abbiamo questo, che è quello più sicuramente curioso, che sarebbe un rombo smussato con gli angoli smussati. Potete farlo anche voi a casa, lo disegnate su un cartoncino, su un foglio di carta e poi lo ritagliate. Ed è tipico della forma del palermitano, con la forma a goccia allargata. Questa è la forma invece che vi dà un cannolo con la parte più grande, la bocca molto più larga e il corpo più stretto. Anche questo è un ovale, potete farlo lo stesso procedimento. E questo invece è un coppa normale, rotondo, la misura più grande. Anche questo, se non lo avete, potete ritagliarlo, ok? Adesso lo allarghiamo in maniera tale che otteniamo una pasta molto sottile, circa 2-3 mm. Quindi una volta arrivati a questo punto, la pasta è circa 2-3 mm, vado a prendere la forma quella più bizzarra, quella più particolare, che vi ho fatto vedere prima, vado a decidere, ok, ricavo il mio rombo dai lati, dalle punte smussate, lo allargo un po', la pasta tenderà un po' a ritrarsi, prendo una cannula in acciaio, è un cilindro bucato, forato. Prima erano le canne di bambù che venivano utilizzate proprio come io sto utilizzando questo cilindretto. Ecco, questa è la forma che ho ottenuto. Quindi che cosa ho fatto? Ho sovrapposto la parte centrale, ho bagnato con l'acqua le due parti, io schiaccio con le dita e il prodotto messo in forma dovrà stare da qualche ora a 12 ore in frigorifero. Prima di essere fritto, un'oretta a temperatura ambiente, ok? Olio caldo 170 gradi.
Quindi adesso è arrivato il momento di friggere. Dopo il riposo in frigorifero, i nostri cannoli si trovano in questo modo, quindi hanno riposato in frigorifero. Andiamo a friggere, andiamo a usare un olio o di semi di mais o di semi di girasole. La tradizione vuole ovviamente lo strutto. L'olio deve arrivare a 170 gradi e ci siamo. Quando arriva a 170 gradi abbassiamo leggermente la fiamma e iniziamo a inserire i nostri cannoli. Quindi muniamoci sempre di una padella comunque capiente, ok? Quindi il primo è andato, vai col secondo e vai col terzo. Quindi attenzione, non dovete toccarli, stanno all'interno dell'olio circa dai 2 ai 3 minuti, devono prendere un bel colorito. Ecco qua, guardate. Ok, la presenza di bolle è dovuto al vino liquoroso e anche all'aceto che fa da reazione chimica, soprattutto con le proteine dell'uovo che sono presenti. Adesso lo andiamo a riempire. Quindi adesso iniziamo con la preparazione della crema di ricotta. Servono ricotta di pecora, mi raccomando, non né di capra né di mucca. Andiamo con lo zucchero a velo e con le gocine di cioccolato nella versione più conosciuta. Andiamo con la lavorazione, molto semplice, perché basterà mescolare gli ingredienti che adesso passano in sovraimpressione. Quindi avete visto gli ingredienti, io inizio a impastarla, io la lascerò grezza. Eccola qua, io l'ho lasciata volutamente un po' grezza, vedete? Una bella consistenza con le goccine di cioccolato. A dopo. Quindi andiamo a prendere la nostra crema di ricotta. Io vi faccio vedere il riempimento col cucchiaino o con un cucchiaio. Potete fare così, appoggiare, andare in profondità. I veri mastri ovviamente lo fanno con le mani, si fa molto più veloce, ma le mani munite di guanti. E c'è anche il metodo con la spatolina che adesso vi faccio vedere. Quindi un lato, quindi 1 e 2. Andiamo dall'altro lato. In Sicilia dunque le disquisizioni sulle forme dei cannoli sono le più svariate. Diciamo che tra Sicilia orientale e Sicilia occidentale sicuramente ciò che balza all'occhio è che il cannolo della Sicilia orientale è un cannolo che ha la parte centrale più pronunciata, quindi sicuramente più grande, e ha le due aperture leggermente più piccole rispetto a quello palermitano, che viene così definito, che ha un'apertura molto più larga, dalla bocca larga. Per quanto riguarda quest'altro è anche una forma che si può trovare, una forma dove abbiamo un'apertura ancora più larga e la parte centrale più stretta. Quindi più o meno mi sento di dirvi che sono 3 le forme che sono più comuni. Per quanto riguarda invece il modo di riempire il cannolo, quindi di riempire le cosiddette aperture laterali, possiamo trovare il rasato nelle due versioni, questa più piena, questa meno piena, e quello palermitano più o meno, che invece ha la parte centrale più pronunciata.
Eccoci qui, guardate che bello, guardate che crosta che c'ha questa scoccia, mi raccomando, da ora in poi imparate questo termine e siete a posto. Quindi io vi do appuntamento al prossimo videocorso, mi raccomando iscrivetevi al canale perché le novità non mancheranno. Io non mi resta che dirvi ciao e io mangio.